Buongiorno a tutti, cerchiamo adesso un avversario che giochi con noi una partita blitz. Ho lanciato una sfida a 5 minuti, purtroppo nessuno ha ancora accettato. Ecco, ci hanno accettato. Ok, l'elo dell'account è un po' basso, l'account di Matto Scacco, 1970, ci ha sfidato un turco che ha 1600, mi ha giocato i 4, ho giocato la francese, che sarà una apertura su cui presto uscirà un corso. Nel corso faremo vedere cavallo F6 contro la variante classica, giochiamo cavallo F6 a questo punto. Adesso le mosse principali del bianco sono i 5, alfiere G5. Ok, giochiamo cavallo di 7, ora il piano sarà attaccare il suo centro, cavallo F3, la mossa principale qua è F4, cavallo F3 non sostiene molto il centro. Ok, alfiere B5 un po' strana, che di solito il bianco prende. Ok, a questo punto dovremmo giocare a 6, potremmo ignorare, continuiamo a giocare cavallo C6 continuando a creare pressione contro il suo centro. Alfiere B5 non mi sembra una mossa spaventosa per noi. Ok, adesso prendiamo sviluppando l'alfiere, qua penso che siamo abbastanza contenti con il nero, siamo felici e contenti. Arrocchiamo, ora minacciamo cavallo per E5. Questo pedone non ha un grande sostegno, ha giocato cavallo G5. Ok, questo avversario ci vuole lanciare tutti i pezzi all'attacco, però sta sacrificando materiale. Se poi ci minaccia matto con donna H5 ci difenderemo dalle minacce, quindi cioè alla fine un pedone è un pedone, no? Abbiamo preso il pedone in E5, abbiamo tutto il centro, e questo è proprio il sogno del giocatore da francese, no? Cioè adesso, a questo punto posso giocare B per C6 fortificando il centro ancora di più, o cavallo per C6, entrambe le mosse sono molto buone. Non mi dispiace B per C6 in verità, per fortificare il centro ancora di più. Il cavallo potrebbe andare in G6 difendendo la rocca. Ecco, mi sono appena reso conto che forse ho fatto una sciocchezza, era meglio cavallo per C6. Ecco qua lui avrebbe potuto giocare, anziché donna H5, cavallo per H7, re per H7, donna H5, scappo, re G8, sta ancora meglio il nero perché il centro è la coppia degli alfieri, ma non avrei più il pedone in più. Ora a questo punto gioco H6, a questo punto potrebbe giocare una mossa tipo cavallo per E6, recupera comunque il pedone, anche se preferisco il centro del nero, no? E la coppia degli alfieri. Il nero sta comunque meglio, sarebbe stato meglio giocare prima cavallo per C6 mantenendo il pedone in più, però ok, a volte bisogna convivere con l'errore. Ecco qua ho giocato torre 1, secondo me è una mossa un po' strana, perché cioè, il cavallo in presa mi contrattacca, ma non penso che porti a molto. Per esempio io potrei spostare il cavallo, oppure potrei giocare tipo donna F6. Donna F6 è il pregio di difendere il mio cavallo, si mantiene l'attacco contro il suo, in più attacco F2, no? E questo potrebbe essere un problema per il bianco, no? E quindi qua penso che il nero mantenga il vantaggio. Ora forse deve giocare qualche pazzia tipo cavallo E4, cioè una pazzia abbastanza interessante, no? Perché poi mi attaccherebbe alcune cose. Penso che avrebbe dovuto provare rimedi estremi di questo tipo. Ora dopo cavallo F3 penso che il nero stabilizza il suo vantaggio, catturo F3. Se cambia le donne sono molto contento, se non cambia le donne comunque ormai penso di stare bene, perché non penso che abbia attacco la coppia degli alfieri. Che ora vediamo di risolvere qualche piccolo problemino, cioè la nostra posizione penso che sia vinta ma non è ancora perfetta. Allora dovrei far uscire questo alfiere, vorrei giocare il 5 ma il 5 in presa, potrei giocare alfiere di 7 per giocare torre 8 e dei 5, un piano che mi piace ma che forse è un po' lento. Potrei giocare donna G6 per cambiare le donne, questo è un piano che mi piace abbastanza perché poi farei anche un po' di pressione sulla colonna F. Questo piano mi piace non poco. Ok, giochiamo donna G6 per semplificare, non era necessario. Ora dovrà cambiare le donne, ci siamo doppiati i pedoni ma semplifichiamo un po' il lavoro. È probabile che magari una mossa migliore sarebbe stata alfiere di 7 torre 8 per giocare il 5, alfiere di 6 per spingere in E5, avere tutto sano, ma cambiare le donne a volte è più facile. Ora voglio fare pressione su F3, voglio giocare, ok, qua mi è semplificato, avrei dovuto giocare Re G2 per difendere il pedone. A questo punto perde la difesa di F2 e mi lascia F3, pedone che ovviamente prendiamo, F2 sotto attacco. Ora la situazione bianca è grigia,
un gioco anche di parole. Ho giocato torre F1, a questo punto potrei prendere questo pedone, ma potrei anche continuare, no, con lo sviluppo, poi sposto la torre in F8. Ok, mi attacca questo pedone, posso anche conservarlo, giocare G5 perché il pedone in F2 non scappa. Abbiamo più sviluppo, abbiamo una coppia degli alfieri dominante. Penso che sia molto difficile la posizione bianca. Di fatto non so bene come si salva. Ora cade un altro pedone, attacchiamo di 2 C2. Questo mi sembra assai difficile per lui e non so cosa farà ora. Ok, ha giocato torre di 1, potrei prendere in D2 e prendere in G1, però ok, non serve. Sposto, attivo l'altra torre. Ora la posizione per lui è molto difficile. Ho tanti pedoni in più, potrei provare ad attivare questa torre, potrei provare a riposizionare l'alfiere su questa diagonale, no? E spingere i pedoni. Sarebbe disastroso, no? Per il bianco. Va bene, qua ha giocato a 3. Potrei giocare alfiere di 6 per andare ad attaccare questo pedone, però mi piace abbastanza alfiere B7 per in un futuro mettere in moto i pedoni, aprire questa diagonale da dove attaccherei il suo re. Però non so bene che idea abbia il bianco qua. Ok, vincere per tempo può essere un'idea, però non credo che riesca. Ora attacchiamo H2 e, come dicevo, la posizione è complessa. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. E poi, come dicevo, spingeremo questi pedoni, apriremo questo alfiere che attacca, ma per ora voglio anche catturare in H2 ed è difficile per lui. Se gioca torre G2 posso giocare C5 per preparare D4, l'alfiere entrerebbe in gioco con una potenza distruttiva. Ecco, ho giocato alfiere 3 e non difende H2, non difende nemmeno C2, posso scegliere quale dei due pedoni prendere, però prendere in H2 da matto, quindi la partita è finita. Possiamo fare una piccola analisi della partita. Allora, qua la mossa principale è E5, alfiere G5, è un'altra mossa principalissima. Ovviamente poi nel corso sulla francese si analizza, spero uscirà presto. Lo dico sempre perché è un lavoro galattico, un lavoro così grande. Voglio che sia davvero fatto bene questo corso, quindi manca ancora qualcosa. Comunque, ripeto, prendo in considerazione alfiere G5 e su E5 qua la mossa più forte è F4 per consolidare di più il centro, perché su C5 ci perde 4, se il bianco prende comunque il pedone E5 rimane difeso. Qua dopo collo F3 il centro bianco cade vittima dei miei attacchi. A cavallo C6 va bene, qua forse il bianco doveva arroccare, D per C5 forse non va molto bene insieme ad alfiere B5, qua sto già meglio, penso, preferisco un po' il nero, e qua non avrebbe dovuto lasciare questo pedone in presa, ne era un vantaggio enorme. Ecco qua l'errore, perché qua non ha nessun tatticismo, se prende in H7 mi dà scacco è tutto difeso, i cavalli si difendono l'un l'altro. Qua dopo alfiere per C6, qua, cioè appena dopo aver giocato B per C6 ho detto no, è una sciocchezza, devo fare cavallo per C6 perché non ha minacce. Il punto è che se gioca donna H5 gioco H6 e io ho giocato B per C6, qua penso che il bianco avrebbe avuto cavallo per H7, mi dava fastidio perché su re per H7 donna H5 e prende il pedone. Certo che umanamente sembra cattiva, ma penso che obiettivamente, scientificamente, nero sta benissimo ancora qui, perché cioè, non ho il vantaggio materiale che a noi umani piace molto, però al motore continua a piacere molto di più la posizione del nero, cioè anche a me piace molto di più la posizione del nero, però preferivo avere il pedone in più. Che ho giocato donna H5, H6, torre E1, quando ho giocato donna F6, forse non è la migliore perché a cavallo E4 come dicevamo, forse avrei potuto giocare un'altra mossa, anche H per G5 era possibile, e su torre per E5 anche alfiere per F2, sì, forse questa era la mossa migliore.
Ok, ho giocato donna F6 qua, probabilmente aveva cavallo E4 lui, anche se non risolve tutti i problemi. L'avevo vista questa mossa, difende F2 e minaccia i miei pezzi. Sì, sono stato un po' pigro, speravo che non la vedesse, ci avrei pensato qui, che se penso che devo stare bene sempre, perché comunque, per esempio, non so, se gioco donna E7, forse il problema è che qui mi cattura E5 ed è attivo. Ah no, alfiere per F2 penso che volevo giocare, sì, alfiere per F2. Alfiere per F2 era la mossa che avevo pensato, perché gli devio il cavallo, gli devio il cavallo, sempre un pedone in più, una maggioranza di 4 contro 2, il pedone è passato, sposto il cavallo, sto meglio. Ovviamente, cioè, sto meglio, magari ho perso un po' del vantaggio, no? Era meglio H per G5, su torre per E5, alfiere per F2. Però avevo giocato donna F6, ritornato indietro, qua sto meglio, qua ho tanti modi. Donna G6 mi piace. Qua devo giocare Re G2 per provare a resistere, ma probabilmente la posizione è persa per lui. E gli ho giocato Re H1, dopodiché gli crolla tutto. Ho giocato G5, catturato. Ho tanti pedoni in più, la torre in settima. Ora questa idea, no, di riciclare l'alfiere, perché se gioco alfiere D6 torre G2 sopravvive. Qua se gioca torre G2 per sopravvivere volevo giocare C5 per poi giocare D4, e tipo se gioca a cavallo B5 posso anche ignorare, gioco D4, inchiodo, gli prendo troppo materiale, e se gioca, non so, se gioca torre per F2 entro e vinco comunque, e poi giocherò D4 alla prossima ed è finita. Su Re G1 prendo D4, e vinco. Vabbè, qua ha accelerato un po' la sua sconfitta, perché qua ho giocato alfiere 3, la partita è finita subito. Spero che la partita sia piaciuta e ci vediamo presto con altre partite. Alla prossima!